A tutti voi una cordiale buona serata, ben ritrovati con l'appuntamento di Volley Time, il primo appuntamento per questo 2012. E partiamo subito vedendo le immagini del servizio con il riassunto della partita che ha visto la Benj vincere per 3-0 sulla Volley Bus Udine. Pregherei la regia quindi di mandare il servizio. Alla Benj Rovigo Volley bastano 71 minuti per avere la meglio sulla Cenerentola del girone, banca di Udine Volley Bus. La squadra del presidente Monesi gioca a ritmo elevato e si impone per 3-0 agganciando anche la vetta della classifica insieme a Villorba e Fratte. Nel set di apertura il primo punto è delle ospiti che provano ad allungare ma le giallonere non ci stanno e con Vidal al servizio mettono a segno 4 marcature consecutive arrivando al primo time out tecnico in vantaggio per 8-5. Al rientro in campo è una solo giallonero e la Benj allunga fino a 16-8. Le rodigine iniziano poi a commettere qualche errore ma sul 21-12 possono gestire ampiamente il parziale che chiudono sul 25-13 grazie ai punti di Monteleone. Nel secondo set la Benj conquista il primo punto del parziale, la squadra di Udine risponde e lotta su ogni pallone ma Becconi e Monteleone mettono a segno punti pesanti portando le giallonere sull'8-6. Col punteggio di 14-7 Benini toglie Vidale e fa entrare Pellegrinelli e Bolognesi rivela Mattiazzo con le giallonere che arrivano al secondo time out tecnico avanti 16-8. Sul 21-11 l'allenatrice chiama 2 time out consecutivi ma la squadra di Benini continua a segnare e conquista anche il secondo set per 25-13. Nel terzo e conclusivo set Monteleone lascia il posto a Corazza e il muro dell'Udine vale il primo punto per le ospiti, ma Gambalonga risponde subito. Le neroverdi alzano il ritmo e si gioca punto a punto fino al 7-7. Qui la schiacciata di Corazza permette di arrivare al time out tecnico avanti per 8-7. Nel secondo time out tecnico il vantaggio sale a 5 punti. Sul 24-18 il match point è di Federica Gambalonga. La Benj vince così il parziale per 25-18 e la gara per 3-0. L'allenatore Nicola Benini a fine gara è molto soddisfatto. Sono contento per come hanno giocato tutte le ragazze. Abbiamo 3 buone schiacciatrici, 2 opposti costanti, 2 ottime palleggiatrici. Il libero è una certezza e le centrali sono in costante crescita. Nonostante non fosse una sfida proibitiva, abbiamo giocato alla grande con le giuste motivazioni e con tanta voglia di giocare e divertirci. Sono soddisfatto anche perché facendo ruotare tutte le ragazze il ritmo di gara è sempre rimasto alto. Ora, conclude Benini, pensiamo subito a preparare la prossima partita e a continuare a vincere e migliorare. E con questa vittoria la Benj Rovigo è in testa alla classifica pari merito con Fratte e Villorba. Io adesso passo a presentare gli ospiti di questa sera in studio qui con me, che sono Andrea Scanavacca, amministratore delegato, lo ricordiamo, della Benj. Buonasera Andrea, ben trovato. Laura Accioni nel ruolo di centrale con la maglia numero 4. Ciao Laura, buonasera. E l'immancabile Nicola Benini, allenatore della squadra. Ciao Nicola. E ovviamente a tutti un buon anno, un buon inizio di 2012. Io adesso mi fermo ancora un attimo prima di darvi la parola perché domenica scorsa al Palazzetto dello Sport, oltre al pubblico sempre più numeroso, c'erano presenti anche molti esponenti del mondo della politica, primi fra tutti il sindaco di Rovigo, Bruno Piva, che abbiamo ascoltato e adesso manderemo anche il suo contributo in regia e subito dopo ascolteremo anche l'assessore comunale allo sport Bimbatti. Sono veramente soddisfatto da quello che ho visto, non è la prima volta che vengo a vedere queste ragazze, mi pare che ormai hanno raggiunto una qualità che meritatamente le pone al vertice della classifica. Oggi è stata una partita relativamente facile, hanno vinto 3-0, comunque quello che mi piace è l'alto livello di gioco che vedo che ormai è una cosa abituale in questo palazzetto. Innanzitutto la prima uscita con una vittoria e quindi mi sento anche tra virgolette fortunato, uno sport che è entusiasmante perché la pallavolo è uno sport che coinvolge sicuramente, un risultato importante per la Benj che sta facendo un lavoro straordinariamente importante non solo nel campo ma anche fuori e quindi da subito ho dato la disponibilità alla dirigenza per collaborare per tutto il lavoro che stanno facendo per la promozione sportiva nelle scuole, quindi una buona prima uscita mi sento di dire, buona anche per il risultato, avanti tutta e speriamo che continui questo percorso positivo della Benj.
E allora davvero complimenti alla squadra e dal nostro ultimo appuntamento con Volley Time la Benja ha ottenuto risultati importanti, 2 vittorie in campionato che valgono il primo posto in classifica, la conquista dei quarti di finale di Coppa Italia e la vittoria in amichevole contro la squadra di Serie B1, il Cerea. Allora Andrea, la Benja ha ingranato finalmente la marcia giusta? Sicuramente le ultime partite sono state partite importanti dove abbiamo giocato sicuramente molto meglio e stiamo ritrovando quello che è e quello che magari è mancato inizialmente, l'amalgama tra le giocatrici, la consapevolezza delle loro potenzialità e della loro forza. È normale che all'inizio del campionato tutto diventa un po' difficile, nuove giocatrici, nuovo allenatore, quindi serve sempre questo periodo di transizione, chiamiamola così. Ora le vedo molto più tranquille, serene, però questo naturalmente non dobbiamo assolutamente adagiarsi, ma anzi dobbiamo aumentare ancora più il ritmo, perché adesso ci aspetta questo rush finale nel 2012 che deve essere importante, quindi ogni partita va presa come abbiamo le ultime partite, soprattutto anche basti pensare all'amichevole che siamo andati a Cerea, dove per carità è un amichevole, però abbiamo battuto una squadra di B1 e quindi questo è molto importante. Certo, ovviamente fa orgoglio alla squadra vincere anche in amichevole. Assolutamente. E invece Nicola, poco prima di Natale è arrivata anche la bella vittoria con il derby, così lo possiamo definire, con il baule di Occhiobello, quindi un bel regalo da mettere sotto l'albero di Natale, no? Era fondamentale, ma come ci diciamo da un po' tutte le partite lo sono. Il derby era sentito così perché ci si conosce un po' di più, però io l'ho sempre detto, era una partita come le altre da affrontare come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi è andato tutto liscio, senza problemi, quindi va bene così. Di sicuro vi ha lasciato un sorriso in più in vista anche della pausa natalizia, che sappiamo non è stata poi per voi una vera e propria pausa perché avete lavorato abbastanza anche... No, le ragazze hanno lavorato parecchio certo. a Natale. No, abbiamo chiuso l'anno come ci eravamo proposti di fare. Quindi. Certo. E allora passiamo a te Laura, tu nasci nell'84, quindi hai 27 anni e sei stata eletta miglior giocatrice in campo nell'ultima partita vinta con l'Udine, contro l'Udine, con cui appunto abbiamo visto avete vinto 3-0. Ci vuoi raccontare cosa ha significato per te questa partita? È stata una cosa un po' anche inaspettata, non era mai successo quest'anno, quindi doppia felicità. E poi comunque era una partita che doveva essere vinta e noi siamo state bravi a farlo e basta. Il tuo ruolo è quello di centrale nella squadra, sì. Raccontiamolo questo ruolo, cosa vuol dire? Cioè significa sapere attaccare e murare soprattutto, e arrivare su ogni pallone per fare in modo anche che la difesa si organizzi nella giusta maniera e quindi a dare un apporto sia dal punto di vista dell'attacco ma anche della difesa, giusto coach? Chiede il supporto, coach, glielo vogliamo dare? Sì, comunque credo che insomma volesse dire di sì. Ecco. Quindi come invece avevamo detto prima, il periodo natalizio non è stato un periodo di vacanze per voi perché invece avete lavorato parecchio. Sì, abbiamo continuato ad allenarci seriamente, magari cercando anche di fare più attenzione sulla parte fisica per poi arrivare alla fine del campionato, comunque fino a maggio, sempre con una tonicità, con la giusta tonicità. Sì, certo. Di sicuro il risultato di domenica probabilmente viene fuori anche dall'impegno che avete messo in questi primi giorni, questi giorni che hanno preceduto insomma, la partita, nonostante feste, festicciole varie. Non abbiamo fatto feste. Ecco. Quindi assolutamente, ma insomma Nicola, davvero così tormentate queste ragazze? Poverino. Eravamo secondi, erano secondi, quindi non ci si poteva rilassare. Non ci si poteva rilassare, assolutamente no. E allora Laura, come sta la squadra dal tuo punto di vista ovviamente? La squadra sta bene e come ha detto Andrea c'è la giusta amalgama e quindi si vedono anche i risultati, nel senso che magari era successo in passato che eravamo un po' più tese, quindi magari anche non so, un primo set con squadre più basse in classifica era stato perso, quindi sì.
adesso si vede la differenza, secondo Quindi me. c'è più coesione e state lavorando meglio, insomma, sì. Lo vedete anche in campo. Sì, sì. E di sicuro vi avrà fatto piacere un palazzetto dello sport gremito come quello di domenica, immagino. Sì. E anche il sostegno di sindaco, assessore allo sport comunale e provinciale, perché ricordiamo che era presente anche l'assessore Raito della provincia. Sì, quindi... c'è bisogno del sostegno di tutti, anche perché si sente, infatti in casa, cioè non è un caso se vinciamo sempre in casa. Sempre in casa, però insomma, no dai, non è vero. Tiriamoci. Toccato il ferro, se lo trovate. Allora Andrea, lo scorso 21 dicembre c'è stata anche la cena del progetto Benj al gran completo, dalla prima squadra alle giovanili fino al progetto scuole, più di 130 partecipanti, tra cui diverse autorità e istituzioni locali. Tra l'altro pregherei anche la regia, man mano che ci racconti questa serata, di mandare in onda qualche foto di quei momenti, insomma. Ma sicuramente è stato un momento molto bello, perché alla fine eravamo, oltre allo staff nostro, la società, le ragazze della prima squadra, ma c'erano tutto quello che è il settore giovanile, tutto quello che è il contorno che magari a volte non si vede. È stata una serata bella all'insegna anche della musica, del ballo. Poi a un certo punto vedi il mio caro amico il sindaco Bruno Piva, sì, che si è messo con noi, con le ragazze a ballare, quindi è stato anche un momento veramente importante, perché oltre alle autorità, che naturalmente ringrazio, c'erano anche i vari sponsor e tutte le nostre giovanili con i genitori. Perché è molto importante in questo progetto è quello di coinvolgere più ragazzini e ragazzine e naturalmente i genitori, perché alla fine, come il nostro scopo del progetto è proprio quello di legare un po' quello che è tutte queste ragazzine, che possono essere a contatto con quelle della prima squadra, come vedere le foto. Infatti, perché anche finalmente loro... le vediamo anche esatto, in borghese queste ragazze. Esatto. Poverine, sempre in divisa. Esattamente, quindi anche questo è stato grazie anche al ristorante Petrarca che ci ha veramente ospitato in questa serata, e abbiamo veramente, è stata molto bella, e speriamo il prossimo anno anche di essere ancora più persone, perché l'obiettivo è veramente quello col progetto scuola, il prossimo anno di avere anche molte più ragazzine col progetto, certo, nostro. E tornando invece ai risultati della squadra, primo posto in classifica in campionato e qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Qual è allora l'obiettivo che maggiormente conta in questo momento per la società? Allora, l'obiettivo conta anche in amichevole. Per noi dall'amichevole si va in campo per vincere, e quindi non abbiamo nessun obiettivo da escludere, uno non esclude l'altro. L'obiettivo è quello di andare avanti in campionato e di andare avanti in Coppa Italia. E va preso partita dopo partita, come ho parlato con le ragazze lunedì, e adesso abbiamo il campionato, poi non è ancora ufficiale, però giocheremo al 99% l'8 di febbraio l'andata di quarti di finale contro il Belluno a Belluno, e ritorno il 15 febbraio di mercoledì qui a Rovigo alle 20:30. E diciamo che questo è il quarti finale. Dopo questo speriamo di passare, abbiamo le Final Four, e quindi sarebbe un risultato veramente importante che andrebbe ad eguagliare quello che abbiamo fatto lo scorso anno, e naturalmente l'obiettivo è quello di migliorarsi. Certo. E per quanto riguarda il campionato, siamo lì, siamo primi, siamo riusciti ad agganciarle, perché un momento eravamo a meno 5, meno 6 dalla vetta, adesso siamo lì, e l'obiettivo è quello di fare quell'altro passo e iniziare a staccare come un buon passista nel ciclismo. Adesso c'è un'altra salita, dobbiamo accelerare in salita e portare a casa più punti possibili, perché è nelle nostre possibilità, nelle loro possibilità, e penso che sarebbe un risultato importante, insomma. Ovviamente. E mentre Nicola, a te l'arduo compito di commentare la classifica che adesso la regia manderà in onda, perché 3-0 con il Baule di Occhiobello, 3-0 con l'Udi, un campionato molto serrato che vi vede in testa alla classifica, pari merito con altre due squadre eccellenti. Sì, abbiamo già dopo l'ultima partita dell'anno ci eravamo staccati in 4 squadre, poi c'era lo scontro diretto tra Spesse e Villorba che era davanti a noi, e un tie break ci ha ristaccato di nuovo Belluno, se no saremmo tutte lì in un punto, e quindi la classifica adesso si sta un po' delineando. Io credo che eccezione fatta per Chions, che ha secondo me qualche possibilità di rientrare, saremo noi 4 a giocarci i primi posti della classifica. A mio parere abbiamo qualcosina in più noi, e qualcosina in più ce n'ha anche Belluno, però
bisogna dimostrarlo in campo, e Belluno ha perso diversi punti in giro, e quindi adesso è meritatamente staccato rispetto a noi. Ecco, vediamo il futuro. Ti aspettavi questo risultato in andata? Beh, i nostri programmi ci volevano fin da subito nelle parti alte della classifica, poi ovviamente, come si diceva prima, sono state cambiate diverse pedine durante l'estate, trovare i giusti equilibri non è facile, ci abbiamo messo un po', però adesso ho visto una consapevolezza diversa, una fiducia diversa tra le ragazze, un ritmo diverso, stiamo uscendo un po', stiamo crescendo e adesso cominciamo a essere sulla strada giusta. Ecco, sabato siete chiamati a una trasferta non facile, è l'ultima del girone di andata sul campo dello Stra, è giusto? Sì. È una squadra che tra l'altro avete già affrontato 2 volte nelle prime fasi di Coppa Italia, e in entrambe le occasioni è stata la Benj a vincere, quindi sì, è stata la Benj a vincere, di questo abbiamo vinto il tie break. Vabbè. Quindi non possiamo concedercelo questa volta. Sì. Loro adesso non stanno attraversando un buon periodo di forma, perché hanno perso anche sabato e quindi avranno voglia di rifarsi, sanno dalla Coppa che se la possono giocare perché ci hanno portato al quinto set 2 volte, e quindi è una trasferta che io inviterò le ragazze a prendere con le molle perché è pericolosa, però noi siamo una squadra diversa rispetto a quella che le ha affrontate in Coppa. Noi siamo cresciuti parecchio e quindi credo che abbiamo tutte le carte in regola per portare via il bottino pieno, e anche abbastanza in fretta, insomma. Poi dopo dobbiamo dimostrarlo in campo, ovviamente. Laura, vuoi commentare anche tu la classifica? Ovviamente da parte in campo. Sì. Commenti della squadra, commenti di altre squadre, insomma, sai, un po' di... No, essere prime si sente anche quando ci si allena, perché comunque c'è un entusiasmo differente, comunque è piacevole quella posizione, molto piacevole. Però è ovvio che non bisogna ovviamente adagiarsi, ecco. Certo. Bisogna continuare a stare lì con la testa, con la voglia di fare, soprattutto in allenamento, e poi portarla anche nelle partite. Ecco, tu sei arrivata alla Benj con il mercato estivo, quindi diciamo sei una new entry. Com'è la vita in squadra? Cosa hai apprezzato della Benj? Se ci sono anche delle criticità che vuoi, dal momento che è presente anche il tuo allenatore, evidenziare per poter lavorare sempre meglio. No, io mi sono trovata bene da subito, perché comunque alcune ragazze già le conoscevo. Poi in generale un po' alla volta ti conosci tutti, crei un gruppo, non solo ti alleni assieme, ma magari esci anche per una pizza o per qualcos'altro, quindi si sono create anche delle belle amicizie. E ovviamente poi quando si è in partita o si è in allenamento, che ci sia o non ci sia l'amicizia fuori, ci si allena e va tutto bene, è tutto, ogni cosa che si fa la si fa per la squadra. Quindi, perché per ottenere il risultato. Certo. Però comunque, visto che stiamo andando bene tutto quanto, il gruppo ne risente in maniera molto positiva. Ovviamente. Che squadra vi aspettate sabato? Di Stra conosco alcune ragazze perché ci ho giocato insieme l'anno scorso, e sicuramente posso dire che non molleranno, anzi ci faranno soffrire secondo me, perché sono delle ragazze che comunque vogliono anche loro tirarsi fuori dalla loro situazione, quindi, però noi sapendolo in anticipo ovviamente. Quindi comunque la squadra è carica, ci stai dicendo questo, in sostanza possiamo insomma, aspettarci un bel risultato, dai. Non lo diciamo troppo forte, però noi ovviamente teniamo le dita incrociate. Invece Andrea, un commento ovviamente da amministratore delegato per quanto riguarda questa partecipazione grande di pubblico al palazzetto, ma come abbiamo visto anche di autorità esponenti del mondo politico. Ma questa è una nostra piccola soddisfazione, perché siamo partiti lo scorso anno in questo progetto, in questa nuova avventura,
e dove non c'era, praticamente a Rovigo non c'era purtroppo più niente a livello pallavolistico, e siamo partiti facendo in vari passi, puntando anche appunto dal punto di vista sulla comunicazione, cercando anche di ottenere dei risultati importanti sul campo, perché quelli è importantissimo perché trascina un po' tutti. Certo. E dell'anno scorso siamo partiti con pochi spettatori, poi adesso un po' alla volta verso la fine dell'anno scorso, con i risultati che abbiamo fatto un campionato importante che lo scorso anno, adesso il palazzetto è veramente molto più, chiamiamolo così, caldo, con molte più presenze, ed è veramente una soddisfazione per noi come società, ma naturalmente dà una carica in più alle ragazze, e vedere naturalmente le autorità che sono lì sta a significare che qualcosa di buono stiamo facendo, e naturalmente di loro abbiamo bisogno, perché alla fine la Benj è sempre a Rovigo, e quindi Rovigo, facendo un campionato nazionale, porta in giro il nome di Rovigo, quindi anche per loro è una soddisfazione che abbiamo una squadra a livello pallavolistico che fa questo campionato. È normale che l'obiettivo è quello di riempire più il palazzetto, e questo naturalmente il lavoro più importante lo devono fare le nostre ragazze, il nostro allenatore, tutto lo staff tecnico, perché le vittorie porta gente, porta entusiasmo, certo. E quindi alla fine noi il nostro lavoro lo porteremo naturalmente, faremo il possibile per dare a loro tutto. E poi la cosa importante comunque secondo me è che vedo tantissime ragazzine e ragazzini che vengono al palazzetto, e questo è importante vederlo, perché vuol dire che si stanno appassionando anche loro, e quindi con loro anche i vari genitori, quindi questo è vedere un palazzetto così che sì, questo giovane. L'abbiamo evidenziato spesso nel corso delle puntate di Volley Time, proprio il fatto che le piccoline guardino poi le ragazze, certo, con occhi, diciamo, sognatori, ecco. Assolutamente sì, questo è importante, come tutte le cose quando inizi a giocare qualsiasi, certo, sport, vedere chi fa, certo, diciamo, di un certo livello lo vedi come un tuo idolo, tra virgolette, quindi vedi tante ragazzine, esatto, un traguardo per arrivare lì, per giocare a questo livello, perché è un livello sicuramente molto buono, ecco. Addirittura Laura, che ovviamente ricordiamo hai giocato una splendida partita domenica, tu avevi uno striscione dedicato solo a te dal tuo fan club personale, quindi vuoi commentarlo? Dico, è molto piacevole, anche perché sono amici e conoscenti che si sono uniti assieme proprio perché si sono appassionati anche loro a vedere le partite, le nostre partite, sì, la domenica. Quindi confermi la differenza di emozione tra il giocare in casa e quindi sentirsi, sì, tanto sostenuti, e giocare magari fuori? Sì, confermo, sono non dico due cose completamente differenti, però dà più carica. Cercheremo di portarli anche alle partite fuori, in trasferta. Certo. E adesso io ho anche delle domande che sono giunte in redazione da parte di alcuni telespettatori che ci ascoltano. Prima di porvele, approfitto per ricordare qual è l'indirizzo al quale potete scriverci per venire poi le vostre domande in studio, che è venetooggi@telestense.it. E allora, una domanda è dedicata proprio a Laura, e ci chiedono, visto che la partita era molto sentita, l'ultima che avete giocato, la vittoria, si riferiscono al derby con Occhiobello, e dicono, questo derby ha avuto un sapore particolare o è valsa 3 punti come tutte le altre? Un sapore particolare sì, anche perché ci sono anche lì conoscenze, sì, le ragazze le conosciamo, e in più perché ai derby partecipa molta più gente, e quindi si sente veramente, la rivalità è anche più alta, cioè una cosa veramente differente. Quindi oltre ai 3 punti un po' un orgoglio personale. Bene, e allora l'altra domanda invece è per Nicola. Te l'aspettavi? No. Allora ci chiedono, com'è stato vincere con una squadra di Serie B1 come il Cerea, avversario storico della Benj nella scorsa stagione? Continua dicendo, come procede la preparazione, come lavorano le ragazze? Vedi, questa volta non te l'ho chiesto io, ma te l'hanno chiesto i telespettatori. Vincere contro il Cerea è stato una soddisfazione, è stato, non dico inaspettato quasi, perché comunque noi... d'accordo col preparatore abbiamo caricato parecchio durante la fase di sosta del campionato, e quindi già il lunedì prima abbiamo caricato molto,
Già le ragazze si sono lamentate lunedì sera perché ci chiedevano chi gioca domani sera e non siamo capaci, siamo distrutte, e invece poi abbiamo giocato bene. Sì. E quindi doppia soddisfazione per quello. Poi comunque c'era una squadra di B1, quindi dà degli stimoli alti. Noi siamo andati in campo cercando di fare il nostro ma senza particolari pretese. Poi abbiamo visto che ce la stavano giocando e abbiamo visto che riuscivamo a tenere testa a loro, e quindi è stata una soddisfazione perché è inaspettata. Come lavorano nell'ultimo periodo devo dire molto bene, perché stanno soffrendo, come ti dico, anche ieri sera la parte della preparazione è stata importante, è stata pesante, però si lavora col sorriso, si lavora con la voglia, poi quando si prende in mano la palla l'impegno è alto e quindi va bene così. Speriamo che tutto il lavoro che stiamo facendo venga trasformato in qualcosa di positivo in campo, come stiamo facendo. Ovviamente in bocca al lupo. Grazie. E invece Andrea, ricordiamo in chiusura di trasmissione che a seguire la squadra c'è sempre un sito internet costantemente aggiornato, sia sulle news che su tutte le altre attività della squadra. Lo ricordiamo, è bengerovigo.it. Diciamo il nostro sito, grazie a Emanuele Zago, che è il nostro che sarà ospite le prossime volte, perché è giusto che anche lui è uno che sta facendo un grandissimo lavoro per noi, per il livello di comunicazione, il nostro sito e non solo, con tutti i media, giornali, sponsor. E il nostro sito è sempre aggiornato da lunedì a lunedì, quindi sia con i nostri giovanili, sia con tutte quelle che sono le interviste delle ragazze, il pre-partita, il dopo partita, e poi naturalmente la trasmissione con Veneto Oggi, quale è registrata sempre. E diciamo che abbiamo un successo importante, è bello vedere e sapere che c'è gente che anche solo per una curiosità entra dentro il nostro sito. Cercheremo di aggiornarlo magari aumentando anche forse di più, adesso abbiamo in mente anche qualcos'altro, però il nostro sito è www.bengerovigo.it e naturalmente seguiteci e noi saremo a disposizione anche per qualsiasi vostra richiesta, perché bisogna anche confrontarsi con tutti. Grazie allora ai miei ospiti, Andrea Scanavacca, Laura Cioni e Nicola Benini. L'appuntamento con la Bench ovviamente in campo per sabato prossimo. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mercoledì sempre alle 21, sempre su Veneto Oggi. Arrivederci.